Nell'incantevole scenario alpino di Colle Santa Lucia nel Bellunese si è svolta la seconda edizione di Luoghi di Sport, promossa dal CONI nazionale con lo scopo di favorire la promozione della pratica sportiva in quei territori privi o con scarsa presenza di associazioni polisportive. Un filone tanto caro anche al CONI Veneto, che ha voluto dare concretizzazione a queste aspettative con la cerimonia di premiazione svoltasi nella sede del Comune di Colle Santa Lucia attraverso un apposito progetto che ha visto la collaborazione di comuni limitrofi. Il progetto Luogo di Sport 2015-2016 è stato finalizzato alla promozione delle attività legate agli sport invernali, in particolare lo sci di fondo e il biathlon, utilizzando il nuovo impianto della vicina località Palafavera del comune di Zondo Alto, mentre il mountain bike si è disputato sui percorsi naturalistici della bellissima località montana. L'atletica leggera e tanta attività motoria in palestra invece è stata effettuata nel parco giochi di Santa Fosca, dove c'è anche un piccolo campo di calcio ed una pregevole struttura didattica di arrampicata. Tutte le strutture sono state messe a disposizione dagli enti locali che hanno compreso e condiviso il messaggio lanciato dal CONI di Belluno attraverso il suo delegato. Volevo prima di tutto ringraziare coloro che in qualche modo hanno avuto questa particolare sensibilità nei confronti di un piccolo comune che rappresento con onore, ma anche con tutti gli aspetti negativi, e quindi la difficoltà anche a attingere dei finanziamenti, e questo piccolo e significativo intervento è stato grandemente apprezzato e soprattutto va nella direzione di un riconoscimento particolare nei confronti di quelle realtà più marginali, più piccole, che non sono dotate di quelle strutture impiantistiche che magari desiderirebbero avere i nostri bambini, e questo mi fa molto piacere e fa onore anche al CONI e a tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima iniziativa. Il materiale lo usufruiranno i nostri ragazzi che coordinati naturalmente nelle varie attività dai responsabili riusciranno così a usufruire questo materiale che è stato messo a disposizione dal CONI, ma anche come messaggio per dire, come accennavo prima nella cerimonia di consegna, che le istituzioni ci sono, e quindi è un messaggio anche importante che viene dato alle nuove generazioni per capire e sottolineare l'importanza di sostenere tutte queste anche magari marginali e anche minimali dal punto di vista finanziario, ma importanti soprattutto come messaggio alle nuove generazioni. L'entusiasmo dell'idea è stato raccolto attorno al progetto del CONI Veneto attraverso il luogo di sport che il Comune di Santa Lucia ha proposto per l'estate 2016. Il progetto Ladinia Camp, coinvolgendo alcuni degli operatori sportivi che hanno operato per il CONI e assieme hanno elaborato il programma estivo per i ragazzi del posto e dei comuni limitrofi, come Selva di Cadore, Livinalongo del Col di Lana, aperto anche a quanti lo frequentano nel turismo da luglio a settembre. È un progetto molto importante che il CONI Roma ha voluto lanciare sul territorio, certamente ha voluto portare lo sport in quei comuni dove non esiste una società sportiva. Quest'anno è stato scelto questa splendida località di Colle Santa Lucia nel Bellunese e credo che questo serva per dimostrare che lo sport è molto importante anche in comunità così piccole. Abbiamo avuto da parte dell'istituzione un ampio aiuto e credo che questo sia stato molto importante. Questa è la seconda edizione e devo dire che anche seppur una piccola località come Colle Santa Lucia c'è stato da parte dell'amministrazione ma anche da parte dei ragazzi entusiasmo, certamente hanno fatto uno sport che è consono a quello che avviene in questa zona, quindi sport sulla neve, sport sul ghiaccio, e credo che questo sia molto importante. Luoghi di sport, insomma, un'idea che diventerà sicuramente un interessante veicolo di promozione sportiva e del territorio, legando le attività sportive ed intrattenimento alle specialità territoriali. Sarà anche un'attrattiva da un punto di vista turistico, ma soprattutto attraverso l'esperienza dei tecnici laureati in scienze motorie, formati dal CONI, che sono un valido strumento per portare anche in questi territori il nuovo modello organizzativo fondato sull'attività sportiva multidisciplinare, ludica e non competitiva.